In Veneto si spende di più che altrove. Parliamo di carovita e parliamo dell'inflazione che nella nostra regione è sopra la media nazionale. 4,1 il tasso di inflazione del Veneto, che ne fa la quinta regione d'Italia per il carovita. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e vi do il benvenuto per la puntata di oggi, 18 gennaio 2022, è martedì e vediamo quindi il dettaglio di questa prima notizia. 4,5 il tasso di inflazione a Treviso, il più alto del Veneto, segue Padova con il 4,4. Significa 535 euro in più di spesa per la casa quest'anno, è la spesa aggiuntiva in servizi e bollette stimata ovviamente per ogni famiglia veneta. 161 euro in più per la spesa al supermercato, che diventano però 217 euro in più in caso di figli a carico. Queste sono le stime, insomma, della spesa al supermercato, che appunto diventa più cara, le bollette che sono ormai un salasso con gli aumenti attorno al 50% stimati dall'autorità dell'energia, per non parlare dei trasporti, e insomma le famiglie venete in totale sborseranno almeno 1.500 euro in più all'anno. Salgono anche i prezzi dei bar, dei ristoranti, lo sappiamo, ma è interessante il fatto appunto che l'inflazione in Veneto sia dello 0,2%, in realtà più alta della media nazionale, che si ferma al 3,9%. E allora il Corriere del Veneto ha sentito un economista, Luciano Greco dell'Università di Padova, chiedendogli quali effetti può avere questa inflazione e soprattutto questa differenza rispetto all'andamento nazionale. Greco parla di scenari futuri incerti, perché infatti se l'inflazione è in parte almeno un segnale di ripresa, se aumenterà ulteriormente potrebbero insorgere problemi, ma comunque, spiega l'economista, navighiamo in mari inesplorati per via del Covid. Le categorie economiche, e quindi in particolare Patrizio Bertin di Confcommercio, sempre sul Corriere del Veneto, parla di un cane che si morde la coda. Le aziende, se non aumentano i prezzi, devono tagliare altrove, cioè licenziare, i prodotti sono più cari e le bollette altissime. Insomma, sembra non esserci scampo e non esserci alternativa all'aumento importante dei prezzi che già si comincia a vedere nelle prime settimane di questo 2022, aumento dei prezzi, inutile dirlo, che non va di pari passo con un aumento degli stipendi, che non solo in Veneto ma in tutto il paese sono bloccati e anzi rispetto a 30 anni fa sono addirittura diminuiti. L'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea dove gli stipendi oggi sono più bassi che 30 anni fa. Chiudiamo questa prima pagina dedicata, diciamo, ai temi dell'economia e proseguiamo con una notizia che riguarda la salute mentale in particolare. Le fragilità che sono state acuite dalla pandemia Covid, non che la situazione prima del Covid fosse eccellente, si parla in particolare degli investimenti pubblici in salute mentale, e quindi la quota sul totale della spesa sanitaria che ogni anno il sistema sanitario regionale investe per la cura del disagio psicologico, del disagio psichico e di tutte le malattie mentali. E allora sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, Nuova Venezia, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, oggi c'è l'appello del Coordinamento Veneto della Sanità Pubblica, una rete regionale di comitati che appunto hanno come obiettivo quello di salvaguardare la sanità pubblica. C'è un appello per la salute mentale. Si parte da purtroppo un dato negativo, e cioè quello relativo al fatto che la regione non investe in questo senso. I dati del coordinamento si fermano al 2019, prima della
pandemia il Veneto destinava alla salute mentale soltanto il 2,25% della dotazione del Fondo Sociosanitario Regionale, dice il Coordinamento di Sanità Pubblica del Veneto, contro una media italiana del 3,05%, e la richiesta del coordinamento è che la percentuale sia elevata al 5%, ma c'è un altro dato che serve a comprendere la situazione: la spesa pro capite in Veneto è di soli 49,5 euro, peggio di noi fa solo la Campania. Ricordo, si tratta di spesa pro capite pubblica, ovvero i soldi investiti dalla regione. Naturalmente la spesa a carico del privato che si rivolge, il cittadino che si rivolge nel privato, diventa ben più elevata. L'investimento nell'attività ambulatoriale, prosegue il coordinamento, è calato del 12,68% rispetto al 2018, e un'altra decrescita si registra nella spesa per i servizi residenziali. C'è poi il problema relativo alla chiusura di molte strutture territoriali tra day hospital e centri diurni. È stato ridotto il numero dei servizi, parliamo sempre di salute mentale, di diagnosi e cura. Sono stati chiusi quest'anno soltanto quelli di Feltre, Montecchio Maggiore e Adria, mentre è stato ridimensionato Padova e Monselice. Le prestazioni sono calate del 47,05% rispetto a un calo che comunque c'è stato a livello nazionale del 32,13%. Insomma, le proposte del Coordinamento Veneto di Sanità Pubblica sono un piano per assumere nuovo personale, il potenziamento dei servizi territoriali, il rispetto degli standard delle strutture dipartimentali, con un servizio psichiatrico e una comunità terapeutica riabilitativa protetta ogni 150.000 abitanti, cosa che attualmente non è garantita. Infine, la realizzazione di un adeguato piano dei servizi neuropsichiatrici ed educativi per bambini ed adolescenti. Insomma, il dibattito sulla salute mentale prosegue, e anche Sveglia Veneto, nella puntata dell'ultimo fine settimana, ha dato un contributo con un'intervista a Ester Peruffo, assessora alle politiche giovanili del comune di Valdagno e promotrice di uno sportello di supporto psicologico completamente gratuito che il comune di Valdagno rivolgerà e aprirà, anzi ha già aperto, a tutti i giovani under 30. Potete recuperare questa intervista appunto nella puntata dello scorso fine settimana. Voltiamo pagina adesso e torniamo a parlare dell'attacco hacker nei confronti dei server dell'ULSS 6 Euganea. Una notizia veramente incredibile. Ricordo l'altra notte c'è stata la pubblicazione di oltre 9.000 file contenenti i dati sottratti dagli hacker all'ULSS di Padova. Oggi ci sono altre notizie. Intanto si comincia a vedere cosa è contenuto in quei file. Ci sono appunto i referti medici, le buste paga dei dipendenti, centinaia di indirizzi, ci sono gli esiti di 900 tamponi. E comunque le notizie di oggi riguardano in particolare due fronti. Il primo, quello di cosa rischia l'ULSS. Ebbene, rischierebbe una multa fino a 10 milioni di euro. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi, che ripercorre anche le tappe dell'attacco: il 3 dicembre l'attacco ai server, poi la richiesta di riscatto in criptovalute, ma l'ULSS ovviamente non vuole pagare, e l'altra sera gli hacker hanno pubblicato appunto 9.000 documenti trafugati dai server. Ebbene, oggi il garante della privacy valuta se ci siano responsabilità da parte dell'ULSS. Ovviamente non responsabilità dal punto di vista del mancato pagamento del riscatto, ma se ci siano state delle
violazioni rispetto alle disposizioni anche per quanto riguarda l'adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. In pratica il garante dovrà stabilire se fosse stato fatto tutto il possibile per impedire un attacco informatico, attenzione, di quella gravità, e in caso contrario scatterà la maxi multa. Quindi questa la prima novità di oggi rispetto a questa notizia a cui ieri Sveglia Veneto ha dedicato la prima pagina, l'apertura. E poi c'è un'altra notizia che troviamo invece sul Mattino di Padova, ovvero una chat, o meglio il resoconto di una chat che i giornalisti hanno avuto con gli hacker, pare, o comunque quelli che si sarebbero dichiarati come hacker. E insomma qui la notizia è che è venuto fuori l'entità del riscatto che gli hacker avrebbero richiesto all'ULSS, e cioè avevano chiesto non molto, 100-200 mila dollari, ma hanno detto gli hacker ai giornalisti in questa chat non hanno voluto contattarci. Stupidi, pazzi, spilorci, queste le parole usate dagli hacker prima di chiedere ai loro interlocutori perché ci state scrivendo, e quindi rispondono: siamo giornalisti, abbiamo trovato il contatto sul vostro blog. Insomma, questa era la cifra chiesta dagli hacker, 100-200 mila dollari, ovviamente in criptovalute. Ed è interessante perché dopo l'attacco hacker nel mese successivo l'ULSS ovviamente ha dovuto investire, ha messo al lavoro 60 tecnici per ripristinare il sistema informatico gravemente compromesso in seguito all'attacco, e ha già speso 500.000 euro per appunto rimettere in piedi i server e addirittura i computer che almeno in un primo momento non erano più utilizzabili dal personale tecnico amministrativo, che si è dovuto arrangiare in una prima fase con carta e penna. Quindi l'entità del riscatto, la seconda notizia di oggi relativa a questo caso, e poi ci sono le reazioni politiche. Prima di tutto le dichiarazioni di Zaia, che ieri nella consueta conferenza stampa ha liquidato il caso con poche battute: noi non paghiamo e non lo faremo mai, l'azienda, l'ULSS, contatterà le persone colpite. Da questo punto di vista ricordo che è stato aperto un numero verde dedicato, il numero verde è 800 184 779, con il quale si può contattare l'ULSS in riferimento proprio a questo data breach. Ma appunto Zaia ha detto che sarà l'ULSS a contattare i cittadini colpiti, che hanno visto pubblicati i propri dati personali, sensibilissimi, sanitari, e che magari ancora non lo sanno. Ovviamente, come sempre, Zaia non commenta le indagini in corso, dice stiamo collaborando con la procura, e poi questo è un mondo che non conosciamo ma che è pericolosissimo, ha detto Zaia, prima di ribadire che gli hacker hanno lavorato per niente perché appunto non c'è stato il pagamento di alcun riscatto. Ma ovviamente a fronte di queste dichiarazioni c'è la minoranza invece in Consiglio regionale, quindi il PD, il Movimento 5 Stelle e Europa Verde, che chiedono maggiore trasparenza e vogliono sapere se la regione ha davvero protetto i dati dei cittadini, in che modo e come sia potuto accadere che informazioni sanitarie siano diventate di pubblico dominio. Sono state presentate interrogazioni e verrà richiesto al presidente Zaia e all'assessore alla sanità di relazionare, di informare il Consiglio regionale, di dire cosa è stato fatto in termini di cybersicurezza da parte della regione. Sul Mattino di Padova di oggi c'è anche un intervento dell'ex sindaco di Padova Ivo Rossi, che dice molto chiaramente: quando qualcosa va male nessuno ci mette la faccia. Infine l'appello dei sindacati, la CGIL condanna pubblicamente, condanna la pubblicazione dei dati dell'ULSS 6 da parte degli hacker. Si tratta di un gesto gravissimo ovviamente, e ora chiede la CGIL
un necessario ritorno alla normalità. Ricorda che sono stati colpiti i cittadini padovani, ma anche i lavoratori, il personale sanitario dell'azienda ULSS 6, che ha visto pubblicati i propri cedolini, i propri dati personali, e appunto la richiesta, dopo questo gravissimo attacco alla privacy di utenti e lavoratori, l'invito da parte della CGIL è un ritorno alla normalità, perché il personale deve poter intravedere la luce in fondo al tunnel lunghissimo della pandemia Covid, e questo è un appello che la CGIL rivolge all'ULSS, ma soprattutto alla Regione del Veneto. Proseguiamo con alcune notizie flash. Nel Padovano in arrivo 66.800 tonnellate di rifiuti nella discarica tattica regionale di Sant'Urbano, la discarica che la regione ha individuato nella Bassa Padovana e in cui continuano a essere accumulati rifiuti. 8 comuni hanno fatto ricorso al Presidente della Repubblica, i comitati ambientalisti invece vanno al Consiglio di Stato. Ma in ogni caso, nonostante si continui a parlare e si continuino anche a votare in Consiglio regionale degli atti indirizzati all'abbandono dello smaltimento in discarica, alla riduzione dell'utilizzo degli inceneritori e per un maggiore investimento in tecnologie di riciclo dei rifiuti, ebbene nella discarica regionale della Bassa Padovana si continuano a accumulare tonnellate e tonnellate di rifiuti. Un'altra flash, qui parliamo di politica. Continuano i litigi all'interno della Lega, il partito che ieri ha compiuto 42 anni in Veneto. Cresce il malumore dopo l'ex segretario regionale D'Arè e dopo anche l'intervento del neo sindaco di Noventa Marcello Bano. Ora è il turno di Boron, un altro padovano, che dice: gli iscritti vanno coinvolti, non basta Facebook. Insomma, cresce il malumore anche attorno alla candidatura dello sfidante del sindaco di Padova Sergio Giordani. Il centrodestra avrebbe individuato un imprenditore padovano, sarebbe Peghin il candidato del centrodestra, ma appunto il malessere c'è, da troppo non si discute, così il consigliere regionale Fabrizio Boron. Insomma, dentro la Lega si continua a litigare, soprattutto a Padova. Ancora una flash, stavolta da Vicenza, che detiene il primato veneto dei divorzi. Il lockdown ha acuito le tensioni, le rotture matrimoniali sono cresciute del 6%. È la fascia degli over 50 quella più coinvolta dai divorzi. Nel 2021 1626 matrimoni finiti in più in provincia di Vicenza. Ancora un caduto sul lavoro a Montegrotto, in provincia di Padova. Si tratta in questo caso di un malore. La vittima è Daniele Roncolato, coordinatore locale di Fratelli d'Italia. Aveva 38 anni, si è sentito male mentre trasportava del materiale per gli ospedali, è stato stroncato appunto da questo malore, è mancato improvvisamente proprio mentre lavorava. Ancora una flash, stavolta da Treviso. La polizia locale e la Digos sono sulle tracce di un writer che sta imbrattando la città con slogan Novax, quindi sono le scritte Novax sui muri di Treviso. Più che writer sarebbe il caso di parlare di un vandalo in questi casi, ma insomma la firma è una W inserita in un cerchio, e se le autorità se le forze dell'ordine sono sulle tracce di questa persona, c'è chi si rimbocca le maniche e copre gli slogan. È il caso di Pierpaolo Spinazzè, che dà un'intervista oggi sul Gazzettino. In arte cibo è diventato famoso cancellando le svastiche e le scritte fasciste dai muri di Verona. Ora ha iniziato a coprire anche le scritte Novax. Dice: quelle frasi offendono chi ha sofferto e così le copro con mele, kiwi e caprese. La caratteristica di cibo infatti è questa, cioè che copre le scritte solitamente nazifasciste con immagini appunto di cibo.
L'ultima notizia di oggi arriva di nuovo da Padova. Salutiamo Ida, la nonnina d'Italia che ci ha lasciati a 112 anni. Pensate, è morta nel sonno a Padova, aveva alle spalle 2 guerre, gli anni del boom economico, gli anni di piombo, aveva superato anche il Covid. Per la festa di 106 anni era andata a Vicenza a mangiare il baccalà. Era la donna, la persona più anziana d'Italia, 112 anni, 237 giorni. Se n'è andata l'altro ieri a Padova. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 18 gennaio 2022, è ora di cominciare questa giornata.